bellissimi, dai, siamo ben Matteo. A te? Bellissimo. Ci sono anche io. E anche la Juventus. L'ho vista per la notte. Oggi andiamo a caccia di giornalisti. Sono soggetti pericolosi, al di là di quello che si possa pensare. Ci hanno accusato di volere la fine del mondo con LHC, ma invece sono loro che stanno cercando di scatenare, di fomentare una rissa per fare il servizio del secolo. E questo è il loro obiettivo oggi, quindi seguite i loro movimenti, attenzione. Ci hanno chiamati studenti Aug Aug, io non lo so neanche fare Aug Aug. Parte seconda. Di bello, Sì. Ciao Lelo. Comando sinistra. Andiamo a fare lezione. Un applauso per avanti. Un applauso simmetria se AR. Sì, sto divertendo, non so cosa fotografa. Ma che cosa? Mi sono lavagliato con la schiena di gesso e la fotografavo, ma che si fotografa? Se non è che si stanno fotografando. Ricorda i cavalli. Come api, ma cosa fotografa? Mi scusa. Cosa fotografa? Ma su cosa? Cosa stanno fotografando? Il montaggio. Il montaggio della lavagna. Sembra una delle fasi della mia crufis, il montaggio. Dai che monopola, zio! Il rischio che si finisca in un'omelia, che non è lo stile che noi prediligiamo. Vorrei essere un po' più oggettivo invece e leggervi l'editoriale che è uscito sulla rivista Nature il 16 ottobre del 2008, che descrive la situazione che si prospetta per la ricerca all'università in Italia. E quindi procedo. Ve lo traduco online dall'inglese, quindi ci saranno dei barbarissimi. Il titolo è Cutthroat Savings, che io tradurrei risparmi da tagliagole, non so voi come lo traducete. Il sottotitolo è nel tentativo di aiutare l'economia in crisi, il governo italiano si concentra su bersagli facili ma poco di tenebre e rabbia per gli scienziati italiani, poiché si trovano a confrontarsi con un governo che sta ponendo in essere una filosofia di taglio delle spese peculiari.